E beh, buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Buon sabato 20 giugno, siamo pronti per una nuova giornata da trascorrere insieme. Partiamo con questo appuntamento delle 12, con me oggi sarà un bel viaggiare tra arte, cultura, tradizioni, eventi, grandi ospiti oggi all'interno del nostro Io Compro Siciliano Live e come sempre tra l'altro parleremo con Davide Morici al sabato con la rubrica Chiedimi pure, parleremo di territorio, parleremo di accoglienza e soprattutto parleremo di tre parole importanti che sono identità, qualità e provenienza, proprio per parlare di quello che è la promozione della nostra meravigliosa Sicilia, di quello che è il nuovo messaggio, il nostro messaggio tutto targato Made in Sicily con questo nuovo lifestyle che è il lifestyle di Io Compro Siciliano. Come sempre iniziamo il nostro appuntamento in questo modo. Grazie, 243.048 volte grazie. Grazie sempre, grazie ogni giorno. Continuano ad arrivare tantissime vostre comunicazioni, mail. Vi ricordo a info@iocomprosiciliano.com, la mail dove potrete proporre i vostri progetti, le vostre idee imprenditoriali da condividere insieme a noi e come sempre voi sapete che noi delle idee ne facciamo concetti, dei concetti progetti e dei progetti realtà. Questo mese è un mese speciale, un mese particolare, si realizzano i nostri progetti, continuiamo a raccogliere grandi consensi, proprio questa settimana abbiamo avuto il nostro articolo su Millionaire, perché Millionaire, la grande rivista del business in Italia, una delle più vendute e più lette dal 1990, ha parlato di noi, del nostro nuovo lifestyle che è proprio questo nuovo concept Io Compro Siciliano. E poi ancora abbiamo firmato il nostro protocollo di intenti con Slow Food e ancora tantissimi appuntamenti importanti come quello di ieri avuto con la nostra referente in Australia che è la dottoressa Mariangela Stagnitti, una delle 10 eccellenze legate al business, una fra le 10 donne più importanti del business che l'Italia vanta nel mondo. Siamo veramente tanto felici, vi rinnoviamo ancora l'invito a registrare la vostra azienda sul form che trovate proprio sulla nostra pagina, lo trovate in alto, sarà facile registrare la vostra azienda, in questo modo potrete anche voi far parte del nostro grandissimo database, il database delle aziende che mette in comunicazione la domanda e l'offerta per facilitare ancora di più quelli che sono i collegamenti, le sinergie, soprattutto quella che poi è la conoscenza della vostra azienda, tutto il grandissimo popolo di Io Compro Siciliano, ma non solo. Ancora volevo salutare tutti gli amici che ogni giorno seguono le nostre dirette, questa delle 12, ma anche l'appuntamento con il nostro meraviglioso Francesco Caravello, l'appuntamento delle 18 che è aperitivo social e quindi mi raccomando seguite sempre i nostri live. Volevo anche salutare quegli amici che ci scrivono durante la nostra diretta ma scrivono anche durante i nostri video party. A proposito di questo volevo dire ci scusiamo se non riusciamo a leggere quelli che sono i messaggi che voi scrivete all'interno dei video party, quindi vi invitiamo a collegarvi direttamente alla nostra diretta sulla nostra pagina, in questo modo siamo in grado di leggere anche i vostri messaggi e quindi condividere con gioia quelli che sono i vostri pensieri. Proprio per questo permettetemi di fare un saluto speciale ad un nostro amico che poi è anche spesso stato ospite nei nostri programmi, Mariano Carbonetti, chef, insegnante, un grande cultore della cucina siciliana e quindi saluti a Mariano. Noi siamo pronti, permettetemi di leggere questi messaggi e ho già lì pronto, lo intravedo, in collegamento c'è il nostro uomo dello sport. Chissà questo sabato che tipo di sport innanzitutto praticherà, perché poi lui ci porta un po' in giro facendoci vivere l'emozione dello sport, ma il nostro uomo dello sport perché il nostro
nostro Daniele Di Gregoli, che fra poco entrerà in collegamento con noi, è il nostro punto di riferimento, il nostro uomo dello sport per Io Compro Siciliano per quello che riguarda gli eventi sportivi. Quindi fra poco vediamo che sorpresa ha preparato per noi. Nel frattempo permettetemi di salutare, dare il buongiorno ad Angelo Giorgianni, buongiorno a tutti, a Francesco Caravello, buongiorno e buon sabato, ciao grande Ciccio, tra l'altro Francesco Caravello, vi ricordo, insieme a Giuseppe Giorgianni e a Davide Morici, che fra poco entrerà anche lui in collegamento, sono i 3 grandi ideatori di Io Compro Siciliano, quindi ciao Ciccio e complimenti sempre per le dirette delle 18. Sebastiano Musarra, buongiorno, Amalia Lopinto, buongiorno a tutti, John Blandi, il nostro amico siciliano, ci segue tutti i giorni da New York. Ciao Johnny, un bacio a te. Buongiorno Catiusco, un sereno weekend. Rosario Fiume, buongiorno. Ancora Rosa Occhi Pinti, Ezio Dalia, il Faraone Palermo, buongiorno carissima Catiusco, buongiorno a te caro. Salvatore Renno, Maria Cavallaro Miele, buongiorno a tutti voi. Noi siamo pronti, iniziamo con il nostro uomo dello sport, chissà che sorpresa ha preparato per noi. Daniele Di Gregoli, è lì pronto, lo intravedo già in formissima, ma buongiorno. Come va? Come va? Ciao a tutti, benvenuti. Ma va bene, io ogni volta quando so di avere questo collegamento con te, Daniele, immagino chissà oggi... sì, no, dice chissà oggi dove ci porta il nostro Daniele. Raccontaci, cosa farai oggi? Siamo oggi in partenza per Sciacca, ci aspettano degli amici nuotatori per fare una bella nuotata nel mare di Sciacca, pensa un po'. Meraviglioso mare di Sciacca. Meraviglia, meraviglia. Io prima o poi ce la farò, io vado a prendere con la macchina il mio amico Davide Morici, me lo metto in macchina e ti stupirò con effetti speciali, che sia di bici, che sia di nuoto, che sia di cose. Qualcosa gliela faremo fare, te lo giuro. È una allora, Daniele Di Gregoli ha una missione all'interno di Io Compro Siciliano. La prima missione è che insomma lui sarà il nostro punto di riferimento per gli eventi sportivi e quindi saremo sempre lì a vivere questi momenti di grande emozione con lui, perché tra l'altro ce li fa vivere concretamente dandoci esperienza anche personale alle volte di condivisione, ma poi l'altro punto importante nel programma di Daniele Di Gregoli è che bisogna mettere Davide Morici, anche lui far diventare un uomo sportivissimo, giusto Daniele? Questo è... Se arriviamo a fare questo, possiamo fare tutto. Altro che Millionaire, ti rendi conto? Noi ci lavoriamo, speriamo, ci lavoriamo. Non demordiamo, perché nello sport la prima cosa che sicuramente va fatta è avere un obiettivo. Il mio obiettivo è Davide Morici. Ecco, senti Daniele, invece volevo come sempre ringraziarti. Noi appunto volevamo ricordare a tutto il popolo di Io Compro Siciliano che tu sarai il nostro punto di riferimento per gli eventi sportivi. So che già stai lavorando per l'organizzazione di alcuni importanti appuntamenti e quindi di tanto in tanto io magari ci provo così a scoprire qualche bella novità, e quindi tu di tanto in tanto se hai qualcosa di pronto che io posso un po' spifferare ai nostri amici, magari così lo diciamo. So che c'è una bella organizzazione. Siamo quasi pronti a svelare il nostro piccolo segreto, il nostro piccolo desiderio di fare questo bellissimo evento, che poi dico non è altro che un evento legato alla nostra terra, alla valorizzazione del nostro territorio, delle nostre coste, del nostro mare, e ci sarà chiaramente tanto sport. E Davide Morici, vediamo. Daniele, c'è un messaggio che arriva da il Faraone Palermo che dice: mi raccomando Davide, senza cravatta però, quindi lo vogliamo vedere in movimento senza la cravatta. Ancora Ilenia Marino saluta, Alessandro Aliotta, buongiorno, Mariano Carbonetti, buon sabato a voi tutti. Ciao Mariano, proprio questa mattina ho aperto la puntata salutandoti, ciao e grazie sempre. Tra l'altro avremo prossima settimana ospite anche te, parleremo di novità in cucina, di progetti
progetti, quindi siamo felici che tu sia collegato con noi. Ancora Giuseppe Giorgianni, buongiorno a tutti e buon weekend. Buongiorno al dottor Giorgianni, buongiorno, noi siamo pronti anche questo sabato per affrontare nuove belle emozioni. Allora Daniele, noi ti lasciamo andare perché so che appunto devi andare, arrivate a Sciacca in bici, giusto? E poi no, lì? No, non a Sciacca in... No, prossimamente ci sarà una cosa legata a Sciacca in bici, però ok. ancora purtroppo devo essere ermetico. Non possiamo dirlo, non possiamo dirlo. La prossima settimana saremo pronti e lietissimi di annunciare questo grande evento. Va bene, noi saremo ben felici di accogliere sempre le tue novità. Allora a questo punto ti dico buona nuotata, se c'è qualche bella foto, qualche bel video, noi saremo anche felici di vedere e sbirciare un po' quello che fate. Grazie e siamo prontissimi a scoprire le novità del nostro uomo dello sport. Grazie a Daniele Di Gregoli anche oggi, buon sabato e buon weekend Daniele, ciao. Bene, noi abbiamo sentito il nostro Daniele Di Gregoli, adesso abbiamo ancora 2 saluti da Chiara Sedita, buongiorno a tutti e viva Io Compro Siciliano, ancora Francesco Caravello dice Di Gregoli number one. Noi siamo adesso pronti per la nostra chiacchierata, voi sapete abbiamo la rubrica del weekend, al venerdì con il dottor Giorgiani, ieri abbiamo parlato di imprese, oggi invece con Davide Morici. Con Davide Morici, esperto di turismo, di spettacolo, di accoglienza. Vediamo un attimino oggi cosa ha preparato per noi da condividere insieme a tutti gli amici di Io Compro Siciliano. Ancora in questa bellissima mattinata avremo 2 ospiti di eccezione perché abbiamo un'organizzatrice di eventi, lei si divide un po' tra grandi eventi, tra Milano e Palermo, ha vissuto tanti anni a Milano, adesso è tornata a Palermo e siamo felici di avere in questa giornata la bellissima Stefania Morici ed ancora parleremo di un grandissimo artista. Lui, pensate, è stato l'unico siciliano alla 58esima Biennale di Venezia, ma poi lui è conosciuto perché la sua arte, la sua opera, che parte da quella che è un'espressione di tradizione, diventa veramente una lettura totale, cosmogonia mediterranea. Scopriremo le meravigliose opere di Domenico Pellegrino, quindi rimanete con noi per questo bellissimo sabato. Siamo pronti a fare entrare in diretta Davide Morici. Davide Morici. Buongiorno, uno dei 3 ideatori di Io Compro Siciliano. Davide ha grandissima esperienza nel settore del turismo, nel settore dello spettacolo, lui è anche presidente Confartigianato proprio turismo e spettacolo. Davide, grande esperienza, innanzitutto complimenti come sempre perché continuate, come dici tu, a camminare velocemente, questa settimana tanti appuntamenti importanti e mi piacerebbe oggi parlare di quelle che poi sono i 3 vocaboli che spesso menzioniamo, che diciamo ogni giorno e che condividiamo con i nostri ospiti e con tutto il popolo di Io Compro Siciliano. Per voi è diventato un lifestyle ed è identità, qualità, provenienza. Dici bene, Katiuska, sono le 3 parole che hanno accompagnato e sono nate insieme al progetto Io Compro Siciliano, perché poi alla fine sono 3 parole che hanno all'interno la Sicilia da tutti i punti di vista. La qualità, che è quella che non dobbiamo mai perdere, ma che dobbiamo sempre cercare e dobbiamo sempre anche pretendere più da noi stessi, e la qualità la dobbiamo mettere ovunque, la dobbiamo mettere nella gestione di una struttura ricettiva, ne parliamo di qualità dell'accoglienza, la dobbiamo mettere quando offriamo un servizio turistico e dobbiamo mettere la qualità di quello che offriamo, perché poi la qualità è il biglietto da visita nostro, ma anche il grande nostro senso di responsabilità che riponiamo nei confronti del nostro turista, perché se agiamo male, se non mettiamo qualità, facciamo cattiva figura noi, ma la facciamo fare anche al nostro territorio, quindi la responsabilità è grande, specialmente per tutto ciò che è
turismo, perché sono tutti i primi punti di contatto con il nostro ospite, con il nostro turista. Quindi la qualità è quella che abbiamo messo in primo piano nel progetto Io Compro Siciliano, e la portiamo ovunque, anche nella qualità dei prodotti che vogliamo sempre più spingere, del Made in Sicily, la qualità del nostro artigianato, della nostra proposta. La qualità è fondamentale. L'identità è quella che poi alla fine fa la differenza. L'identità è quella che ci rende unici. Ci rende unici, e la Sicilia è unica proprio per questa identità forte che ha nell'essere siciliani. Io dico spesso, l'ho detto altre volte, che il nostro modo di accogliere, il nostro modo di essere siciliani si trova solo qua. I siciliani spesso che troviamo in giro per il mondo, e fino a ieri abbiamo avuto anche la nostra responsabile per l'Australia che ha raccontato la sua esperienza. Insomma, i siciliani sono ovunque, uno trova, vuoi o non vuoi, un siciliano lo trova ovunque in tutto il mondo, e sono una forza. E poi i siciliani fuori mantengono quell'identità tradizionale originale, perché magari sono andati via 30-40 anni fa e ancora oggi, specialmente nel dialetto che parlano, è proprio il dialetto di 30-40 anni fa che magari qua in Sicilia abbiamo trasformato. Ma questa identità proprio è l'unicità che dobbiamo mantenere, conservare. Identità non significa chiusura, significa anche abbinarla all'innovazione, apertura, riuscire a trovare il giusto connubio tra la tradizione, quindi l'identità che è simbolo di tradizione, e l'innovazione. E in questi live, in questi 2 mesi, devo dirti, Katiuska, abbiamo vissuto tante realtà, e continuiamo a viverle, dove questo connubio è presente, specialmente nell'artigianato, questa innovazione del figlio abbinata alla tradizione del padre. L'abbiamo vista in tante aziende che oggi stanno facendo la differenza, e che devo dire che, supportate dal progetto Io Compro Siciliano, una speranza certa, una speranza di rilancio del Made in Sicily nel mondo. E questa è una gran bella cosa che abbiamo toccato con mano e che ci fa andare anche avanti. Quindi qualità, identità e provenienza. La provenienza è perché poi alla fine io devo riconoscere in quell'oggetto, in quel prodotto, in quell'esperienza, devo riconoscere la sua provenienza, la provenienza che è quella della provenienza Made in Sicily. Quando abbiamo fatto partire questo progetto, si pensava di un po' ripeterlo in tutte le regioni d'Italia. Quindi io compro calabrese, io compro veneto, ma siccome il Made in Sicily è molto forte, ci siamo voluti dedicare al Made in Sicily nostro, quindi alla Sicilia. Con io Però compro interrompo solamente un attimo a proposito di questo e poi ti ridò subito la parola, perché è vero quello che stai dicendo adesso, ci si vuole dedicare e lo state facendo, lo dimostrate su Io Compro Siciliano, però grazie a voi sono nate invece tante realtà in Italia, e questo è una cosa che abbiamo condiviso. Grazie proprio all'idea di Io Compro Siciliano, giusto? È proprio questo che stavo dicendo, cioè che potevamo sin dall'inizio far partire questo progetto a livello nazionale, per regione, ma ci siamo voluti dedicare alla Sicilia e supportare, proprio perché grazie a noi e ai nostri consigli che ancora diamo. Fino a 10 giorni fa mi hanno chiamato per Io Compro Veneto, per dei consigli. Questo significa quindi apertura, sinergia anche a livello nazionale. Il prodotto locale, l'identità locale esportata e presentata in maniera innovativa sicuramente ha una forza che, diciamo, ineguagliabile, una forza che non si può paragonare rispetto a qualsiasi altra operazione. E proprio per questo Io Compro Siciliano sposa sin dall'inizio qualità, identità e provenienza. Davide Morici, ci sono dei saluti che arrivano e poi vorrei nuovamente ripartire dalla risposta che hai appena dato. Ci sono saluti però che arrivano da Filippo Giullo, buongiorno, e ancora da Mariella La Rosa, Carmelo Galvagno, Fausta Intravaglia, buongiorno a tutti. Allora Davide, da questa risposta viene fuori appunto quanto è importante poi sia, e lo abbiamo visto nell'artigianato, nelle aziende, l'abbiamo veramente vissuto e lo continuiamo a vivere quotidianamente, quanto poi sia importante vivere e veder realizzare non solo in quelle che poi sono i passaggi delle imprese, no? Quindi dalla tradizione
l'innovazione da papà in figlio, ma anche poi questo l'abbiamo vissuto attraverso le opere d'arte, tantissimi artisti sono stati ospiti ai nostri live, e viene fuori proprio nel proprio modo di fare arte questa provenienza, questa identità forte, e devo dire oggi nel nostro ospite in Domenico Pellegrino questo lo si vive, lo si vede, lo si respira, così poi come in quelli che sono gli eventi organizzati dall'altro nostro ospite che è Stefania Morici, che hanno sempre questa chiave di lettura che porta alla propria, come dire, alla propria terra, quello che è un messaggio forte che vive ed è con noi. Mi piacerebbe a questo punto far entrare i nostri ospiti di questo sabato. Abbiamo con noi Stefania Morici, organizzatrice di grandi eventi. Eccola qui, buongiorno, benvenuta e bentrovata. Grazie, un saluto a tutto il vostro pubblico e grazie 2 volte per i complimenti iniziali e anche per aver scelto una foto che mi raffigurava qualche anno fa, quindi più giovane, perché dopo il Covid siamo tutti un po' leggermente ingrassati e quindi insomma fa piacere un po'. Lei è bellissima e quindi lei è bellissima, oltre che bravissima, e quindi siamo veramente felici ed onorati di averla qui. Mi piacerebbe far entrare insieme a Stefania Morici anche il nostro artista di oggi, ed è Domenico Pellegrino. Ecco qui, Domenico, buongiorno, buon sabato, benvenuto e bentrovato. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono contento di essere qua con voi, devo dire una bella squadra e già ho sentito qualcosa che mi piace sull'identità, sulla provenienza. Già che si parla bene della Sicilia, per me è una proprio certezza. Allora, io già tra l'altro intravedo qualcosa proprio alle spalle di Domenico, ma adesso arriveremo subito da Domenico. Allora, Stefania Morici, io partirei proprio da lei. La sua vita si svolge tra Milano, Palermo, grandissime sono le sue esperienze, lei è una grande donna di cultura e la sua cultura che poi racconta anche in parte quello che lei è, donna siciliana, questo lo racconta anche un po' nei suoi eventi, nelle sue grandi organizzazioni, e io vorrei condividere insieme agli amici di Io Compro Siciliano le sue grandissime esperienze. Beh, sicuramente l'essere siciliana mi ha aiutato molto nella mia carriera, nella formazione, ma anche nel potermi presentare fuori dalla Sicilia in una maniera sicuramente personale e originale, anche perché noi abbiamo una creatività, un modo di fare che è unico, che ci contraddistingue, e quindi questo mi ha facilitato. Molti pensano il contrario, che molti siciliani non hanno molta fiducia in loro stessi e quindi pensano che possa essere un valore negativo l'essere siciliano. Invece per noi, e il vostro progetto lo sta dimostrando alla grande, è un valore positivo che ci dà forza. Cioè noi abbiamo una cultura, una tradizione, una storia unica al mondo e siamo invidiati in tutto il mondo, e quindi spesso questo ci dà una forza, una marcia in più. Io cerco nel mio piccolo di contribuire a promuovere l'identità, il marchio, il valore della Sicilia, la storia, le tradizioni, ma anche l'innovazione, perché insomma Domenico è un esempio e sono felice di essere qui perché abbiamo appena concluso prima del Covid proprio un progetto insieme dedicato alla città, e i contemporanei, gli artisti che hanno ovviamente ereditato tutto questo grande bagaglio culturale, ovviamente adesso lo rinnovano e lo rendono appunto contemporaneo con nuovi linguaggi, nuove sfumature, e sono loro che ora hanno in mano il compito di cambiare e trasformare e dare una marcia in più a tutti noi, che permette appunto alla nostra terra di uscire dai limiti geografici e di volare nel mondo, insomma, in maniera ancora più forte di prima.
Io prima di parlare ed entrare nel vivo dei suoi eventi e quindi parlare proprio di quello che poi è la sua vita tra grandi eventi a Milano e a Palermo, e quindi parlare anche di alcuni degli eventi organizzati, tra l'altro so che ci sono anche dei collegamenti proprio con Davide Morici, e quindi ci piacerebbe anche sapere di questo, però mi permetta di andare da Domenico. Domenico è venuto fuori da quello che è stato l'intervento di Davide Morici, è venuto fuori da quello che diceva adesso la dottoressa Stefania Morici, e adesso invece arrivo a Domenico Pellegrino. Domenico Pellegrino è un grandissimo artista. Domenico ha fatto di un'arte tradizionale, che è quella legata alla luminaria, ne ha fatto una sua assolutamente visione, lettura. C'è veramente tanto da raccontare, sono tante le opere realizzate da Domenico Pellegrino, però mi piace partire dal racconto, che è quel racconto legato alla Biennale di Venezia, alla 58esima nella fattispecie, dove fra le opere assolutamente più fotografate c'è stata I'm the Island, che è questa barca, tra l'altro la cui struttura è stata realizzata dai maestri d'ascia, i Rodolico, che sono catanesi, e tra l'altro sono i Rodolico che sono citati all'interno del romanzo di Verga, I Malavoglia. Ed ancora la meravigliosa Sicilia, questa Sicilia che rappresenta poi nei suoi colori, soltanto in quello che è uno sguardo, il mondo intero, il mare, l'acqua che dà vita, l'acqua da cui tutto nasce e tutto muore. Beh, io partirei proprio da quello che sono le opere di Domenico Pellegrino. Tanto grazie per questa presentazione fantastica. Sì, devo dire che il mio lavoro è sempre stato quello di parlare di Sicilia, parlare di tradizione e di identità, come diceva prima Davide, e appunto, ricollegandomi anche a Stefania, per me non è mai stato un handicap essere siciliano. L'ho pensato da sempre, perché quando decisi anziché come un po' tutti i miei, diciamo, chi ha pensato di uscire dalla propria terra per andare a Torino, Milano, diciamo, andare un po' in giro, io dovevo raccontare la mia terra da Palermo, dalla Sicilia, perché altrimenti avrei preso quella che era la mia ispirazione, proprio da dove prendevo altrimenti l'ispirazione. Tutto quello che esce fuori, specialmente come è stato, diciamo, poi io penso ogni opera sia un percorso che quantomeno si chiude e apre le porte per altre nuove opere. Cosmogonia Mediterranea è questa Sicilia che io ho posizionato nelle fantastiche acque di Cala Francese a Lampedusa. Racconta chiaramente, sì, è vero, la nostra Sicilia, ma anche l'accoglienza, e quindi il fatto di essere noi stessi isola e accogliere il messaggio dell'emigrazione. Quindi in un certo senso è diventata poi un'icona, diciamo, l'immagine, perché rappresenta appunto la Sicilia nel suo splendore, comunque attraverso i colori e la tradizione, l'identità. Per me, ti ripeto, è questo dar valore ancora di più all'essere isola. Cioè, per me il fatto di essere isola e vivere in un'isola dà, secondo me, la forza e la volontà di andare oltre, di comunicare con gli altri, di accogliere, perché sei al centro, fai parte di un arcipelago, sei poi al centro del Mediterraneo, storicamente parliamo. Quindi l'ho sempre vista, ti ripeto, come una marcia in più. Poi per me la tradizione, dico, si vede dalle opere, è fondamentale. Una tradizione che diventa comunque, deve essere sempre innovazione. Per me la luce, o quelli che sono gli eroi, i supereroi, che poi è la gente comune, no? Un po' il Palermo. Non ti senti? Ok, ora sì. A proposito, dico, di eroi e supereroi, proprio alle spalle
mi faccio vedo un'opera. Santa Rosalia e cioè proprio sono a posto. No, allora questa è l'opera che c'è dietro, è appunto questo supereroe, questo Apollo, Spider-Man, che poi io rappresento questi supereroi, ma sono degli dei, quindi da Marte, Saturno, sono gli eroi presi in prestito fu Marvel, Disney, diciamo, perché poi cambiarono proprietà, che guardano in questo caso l'eroe storico, proprio a far capire che l'eroe è una persona comune. Oggi diventi un eroe, domani magari sarai il carnefice, sarai quello che verrà visto non più come eroe, quindi hai una grande responsabilità. In realtà ognuno di noi deve essere un eroe di se stesso, nel nostro piccolo siamo eroi in famiglia, siamo eroi in questo momento, in questa situazione che si è venuta a creare col Covid, appunto ognuno, dalle mamme ai dottori, qualsiasi, diciamo, persona comune è diventata un eroe, perché ha dovuto affrontare, e continuiamo, diciamo, cercare di uscirne, venirne fuori da questa situazione antipatica. Chiaramente diventi eroe di se stesso, e in questo caso lì, sempre facendo capolino attraverso una di quelle che sono per me finestre temporali, che sono queste luminarie storiche, diciamo, delle feste, fa capolino appunto Spider-Man, che osserva quello che lui non si sa se vuole diventare, no? L'eroe storico, perché sapendo poi come va a finire, diciamo, si interroga su se lo vuole fare o meno, e quindi è meglio farlo di per sé. Quindi loro sono gli eroi, diciamo, che io spero di trovare per la strada, ecco. Domenico, io intervengo un attimino, innanzitutto perché ne approfitto un po', visto che si è parlato di eroi, addirittura c'è un libro scritto da Giovanni Terzi che si intitola proprio Eroi quotidiani, dove poi viene raccontata proprio la sua arte, per cui dico, ne approfitto per inserire anche questo, nel senso che dell'opera di Domenico Pellegrino se ne parla veramente in lungo e in largo, e noi siamo veramente tanto orgogliosi. Leggo un paio di messaggi dei nostri amici e ritorno su Stefania Morici. Allora, innanzitutto volevo ancora ricordare che in questo momento noi leggiamo soltanto i messaggi che arrivano nella diretta, non siamo in grado di leggere i messaggi che io di tanto in tanto visualizzo velocemente, che arrivano sui video party, per cui casomai scrivete direttamente sulla nostra diretta. Allora, saluti, il Faraone Palermo dice: vero è, Davide, la nostra bellissima lingua fortifica sempre e per sempre la nostra identità e ci unisce più che mai. Ecco perché mi piace sempre quando qualche ospite parla la nostra lingua. Fa riferimento al fatto che ieri proprio la nostra referente in Australia parlasse questa lingua, questo siciliano antico, no? E quindi il Faraone Palermo si riferiva proprio a questa battuta. Ancora Pasquale Palazzolo, buongiorno a tutti, auguri, io compro siciliano, è un gruppo speciale, ce la faremo, salute. Grazie Pasquale, grazie. Ancora il Faraone, perché il nostro siciliano è una lingua e non un dialetto come la nostra amatissima Sicilia, che è un continente e non una regione. Ancora saluti da Francesco Anello, ciao Francesco, grande organizzatore di eventi culturali. Ancora abbiamo un amico che ci saluta da New York, che è Salvatore Castelli. Buongiorno ragazzi, buon fine settimana dalla Grande Mela. I love Sicily. E io compro siciliano. Ciao Salvatore, grazie sempre per il tuo affetto. Ancora Stefania Caccamo, complimenti, eccellente identità degli ospiti. Io compro siciliano, bacino di cultura, e la cultura crea sviluppo e storia. Bravi. Salvatore Castelli dice, sempre da New York, orgoglioso di essere siciliano doc. A tal proposito, sapete che gli americani non capiscono perché quando ci presentiamo diciamo subito di essere siciliani e non italiani, ma come glielo posso spiegare? Salvatore, falli collegare a Io compro siciliano e conquistiamo anche loro, vedrai. Ancora Vincenzo Caccia, Davide, sono stato fortunato ad averti conosciuto, sei una gran bella persona. Davide Morici, e così adesso torno su Stefania Morici. Mi sembra che i complimenti oggi fioccano,
fioccano da Daniele Di Gregori, che ha tutto un interesse per questo uomo dello sport, che non sarà più soltanto Daniele Di Gregori, ma a questo punto anche Davide, e poi naturalmente complimenti anche dai nostri amici che ci scrivono, quindi sempre complimenti. Questa è la Sicilia che vogliamo in generale, perché poi alla fine parliamo sempre tra siciliani, siciliani che si affacciano al mondo attraverso la cultura, attraverso l'arte, attraverso l'esperienza. Oggi abbiamo due illustri ospiti, che tanto se ne dica, Morici, Stefania, non è mia cugina, tutti dicono, ma forse sono cugini. Infatti, questo No, lo non dobbiamo siamo. dire, non sono parenti, quindi No. non sono parenti. Però siamo, diciamo, di origine. Allora, io sicuramente. Però permettetemi di dire che c'è una chiave comune, che è l'amore per la Sicilia, e questo lo fate da sempre. Quindi torno a questo punto, Davide, torno nuovamente da Stefania Morici. Stefania Morici, la sua vita, così come dicevo, si divide tra grandissimi eventi, grandi manifestazioni, grandi iniziative tra Milano, Palermo. Tra l'altro, dicevo, c'è anche qualcosa che vi accomuna con Davide, perché ci sono state anche delle iniziative culturali che vi hanno unito in determinati progetti, quindi mi piacerebbe con lei poterne parlare. Sì, con Davide praticamente abbiamo fatto addirittura 3 progetti da quando abbiamo iniziato questa collaborazione, questa amicizia, che poi si è trasformata proprio, oltre che in un'amicizia, proprio in una collaborazione lavorativa vera e propria. E quindi è da Palermo delle Donne, che è stato un evento incredibile, che per più di un mese ha visto tutta la città aperta e viva alle mostre, agli incontri, dibattiti, abbiamo fatto concerti, di tutto, cioè veramente un mese dedicato alle donne, ma non solo, attraverso appunto la cultura, l'arte, l'informazione, e che abbiamo proprio poi creato un collegamento con Milano, perché ci sono stati dei gemellaggi, delle partnership anche prestigiose con Elle, per esempio, che è venuta per la prima volta a fare l'evento qui a Palermo. Poi abbiamo fatto un altro evento dove c'è appunto, di cui parlavo prima, la presenza di Domenico Pellegrino, che è stato la campana di Santa Rosalia, cioè lì abbiamo veramente identificato i luoghi di Palermo con un'altra figura rappresentativa che è Santa Rosalia, e abbiamo regalato a tutta la città un modo diverso e originale di leggere la tradizione, l'origine della città, il culto, la fede, insomma, attraverso l'arte contemporanea. L'idea è nata da me, da Patrizio Travagli, ma poi abbiamo coinvolto degli artisti più rappresentativi della nostra città, e Domenico è stato uno di questi, che ha personalizzato un'installazione all'interno di Palazzo Branciforte. È stato un progetto estremamente forte, bello, positivo, solare. Io volevo di nuovo rinnovare i complimenti a voi, perché avete fatto un lavoro straordinario, soprattutto in un periodo veramente folle, perché il Covid passerà alla storia e assegnerà le vite di ognuno di noi. C'è stato tanto isolamento, molte persone, io lo vedo adesso che sto cercando di riorganizzare, riprogrammare l'attività, molti ancora non stanno ripartendo perché non si sentono pronti, non sanno come iniziare, se chiedere, a chi chiedere, e quindi insomma voi state facendo un lavoro di ottimismo, di energia, di positività, che è importante, perché bisognerebbe seguire il vostro esempio. Io sto cercando nel mio piccolo di farlo, non è facile, perché insomma parliamo oggi di positività, però bisogna dire che è un momento abbastanza complesso. Ho dovuto riprogrammare tutti gli eventi nel 2021, avevo 2 eventi a Milano, e purtroppo Milano è la città che è stata più colpita da questa tragedia, perché poi insomma, al di là delle spiegazioni, non entriamo in quello che è stato proprio il Covid e come è stato gestito, perché ci sarebbe tanto da dire, però insomma di fatto ha portato un rallentamento, un blocco per la vita di ognuno di noi, e quindi riniziare per esempio su Milano significa riniziare da gennaio 2020 nel 2021, quindi insomma molti come me stanno avendo fatica, hanno dovuto fare un salto nel tempo in avanti, quindi insomma voi avete portato sicuramente una ventata di ossigeno, ed è importante, come diceva ieri la vostra ospite, ho seguito l'intervista, sicuramente il vostro progetto non si esaurirà nell'immediato, ma continuerà, e questo è un po' quello che è
deve fare l'arte, deve fare la cultura, deve fare l'informazione, deve fare, diciamo che la Sicilia nel mondo è conosciuta per l'artigianato, la creatività. Noi abbiamo un compito che è quello appunto di portare avanti la nostra identità, il nostro patrimonio e tutto ciò che abbiamo, è un po' di cambiarlo, perché insomma nei giovani io credo molto, perché io sono un po' anche obiettiva, nel senso, dividendomi fra due città, avendo vissuto per più di 23 anni a Milano e sono ancora residente a Milano, ma vivo a Palermo da alcuni anni e quindi sto investendo tutte le mie energie per questa città che adoro, ma per la Sicilia in generale, perché è una terra magica. Bisogna essere obiettivi, diciamo che c'è ancora molta chiusura da parte di alcune persone, personalità del mondo della cultura, qui diciamo si creano spesso dei gruppi, la sinergia e la collaborazione non è così semplice e immediata, per questo credo molto nei giovani, nella capacità di andare oltre se stessi, e questo il vostro progetto fa network, crea sinergie anche con l'esterno, anche se promuoviamo in realtà la nostra isola, non c'è campanilismo secondo me all'interno di un progetto come il vostro, e questo deve essere lo spirito che deve animare qualsiasi tipo di iniziativa, sia culturale che di altra natura. Insomma, dovremmo essere un po' più leggeri in tutto quello che facciamo e portare veramente impegno. Una cosa che mi piace ripetere, visto che ho seguito le vostre dirette, è il fare, cioè il verbo che dobbiamo veramente far diventare le idee progetti concreti, e l'impegno e la volontà sicuramente sono un fattore determinante nella realizzazione delle idee, insomma. Dottoressa Morici, in realtà devo dirle che quello che lei adesso diceva, cioè la politica del fare, è una delle cose che proprio Davide Morici ha sempre detto, nel senso che è anche condiviso da Giuseppe Giorgiani e Francesco Caravello, i tre ideatori di Io Compro Siciliano. Dobbiamo fare, questo lo dicono, e devo dire che in 60 giorni è veramente accaduto tanto si sta ancora sviluppando, e proprio, ripeto, questo mese sarà un mese speciale perché stiamo presentando i progetti, quindi Davide, e dopodiché mi sposto a Domenico Pellegrino perché vorrei sapere anche da Domenico quelli che sono i progetti futuri. Mi sembra che continuiamo ad avere la conferma che si sta lavorando per la strada sicuramente quella corretta, giusto? Assolutamente sì, e come diceva Stefania, incubatore di idee. Se dovessimo, se diciamo il nostro fine è quello proprio di spingere progetti e progettualità made in Sicily e aprirla al mondo, sia per lo sviluppo della nostra terra, sia per lo sviluppo delle nostre professioni, dei nostri professionisti, dei nostri giovani. E questo è uno dei fini principali che sempre più sta prendendo forza, perché abbiamo avuto parere da parte di fondazioni anche a livello internazionale nel voler supportare iniziative di sviluppo sul territorio e anche di professionisti del territorio verso l'esterno. Quindi sicuramente Io Compro Siciliano è nato nel momento giusto, in cui con quella logica di ottimismo consapevole, e ha aiutato tutti, e da fenomeno social oggi è diventata una realtà, una macro realtà. Una cosa che mi piace citare in una delle collaborazioni che abbiamo fatto con Stefania è che proprio in quell'ultimo progetto di cui anche Domenico ne ha fatto parte, tutto partiva da un'idea del gioco, perché poi non bisogna mai smettere, io lo dico sempre, non bisogna mai smettere di giocare, e bisogna saper giocare, ed è al di là dell'età. Attraverso il gioco si fa cultura, e che parte dai piccoli e arriva ai grandi. E questa è anche la linea quindi parliamo di formazione, di gioco, che può diventare informativo e formativo. Questa era l'idea anche del progetto, di questo gioco il vecchio gioco della campana, adeguato nel caso di Palermo alle storie di Santa Rosalia, ma fondamentalmente sarà una linea che sicuramente in qualche altra, mi auguro, ma in verità ne sono certo, che con Stefania
riusciremo a coniugare qualche altra bella iniziativa dove anche attraverso il gioco racconteremo la nostra terra. E quindi sicuramente siamo nella strada giusta, quello è sicuro. Permettetemi di leggere questi messaggi. Maurizio Valdes scrive: prodotti siciliani, gioielli d'Italia e nel mondo. Grazie per farmi scoprire ogni giorno le nostre produzioni. Grazie a Io Compro Siciliano, grazie a Maurizio. Giovanni Ferrito dice: bisogna sempre alimentare le idee e il cambiamento, anche se forzato, bisogna convertirlo in energia nuova. E questo, grazie Giovanni, e questo è quello che appunto facciamo. Io vado un attimo da Domenico perché siamo veramente sulle ultime battute. Domenico, progetti, parliamo di progetti. Allora, come progetti, come diceva Stefania, chiaramente molti sono saltati perché chiaramente col Covid alcune cose si sono chiuse, però ci sono degli eventi che mi vedono coinvolto. Allora, ci sarà l'inaugurazione della statua che ho realizzato, la statua del Genio di Palermo. È una statua che verrà collocata all'interno della serra tropicale dell'Orto Botanico. E questa serra è messa in un asse centrale che mette in collegamento l'altra statua del Genio di Villa Giulia, quella del Marabiti, quella fatta, diciamo. Quindi questo sarà un evento che verrà inaugurato il prossimo mese, è una statua che parla di futuro. Chiaramente non vi svelo diciamo qual è la statua, proprio l'immagine della statua, però diciamo gli elementi fondamentali ci sono, quelli della trasmissione della cultura attraverso il morso del serpente, o quantomeno si nutre lo straniero, diciamo, perché questa è una figura che devo dire al quale io sono molto legato, perché il mio primo studio io l'ho avuto a Piazza Rivoluzione e quindi lì io mi affacciavo dallo studio e c'era la statua del Genio di Palermo. E sai, vivendo in questa città è chiaro che quelli sono i tuoi elementi all'inizio, sai, uscito dall'accademia. Mi sarebbe piaciuto, un giorno voglio fare la statua del Genio di Palermo e poi chiaramente come così poi è andata, fortunatamente è stata la statua di Santa Rosalia. Poi, quindi questo è il prossimo mese, poi magari su Facebook io metterò l'annuncio dell'inaugurazione. No, Domenico, io mi permetto di dire che ne approfittiamo quando siamo pronti e ritorniamo nuovamente su Io Compro Siciliano. Ecco, assolutamente, è un piacere, figure. E poi un'altra cosa che mi ha fatto molto orgoglio, o quantomeno è lì che capisci che il tuo lavoro, diciamo, di rilancio della propria terra, delle proprie identità funziona. Sarò l'artista italiano insieme a questo mio grande amico Claudio Stassi. Io leggo per non fare brutte figure, perché io come memoria, diciamo, sono zero. Dal Consolato Generale d'Italia a Barcellona, quindi dall'Istituto di Cultura di Barcellona, ci sarà questa trasmissione online dove si parla, trasversalmente si toccheranno vari temi, dal food alla musica, all'arte, al teatro. Ci saranno grandi artisti come Tosca, diciamo, sarà un evento molto importante. E io realizzerò poi quell'opera che l'Istituto di Cultura acquisterà, che è questa Mia Italia, però realizzata in luminarie, durante questa trasmissione, quindi un'ora e mezza di trasmissione realizzerò questo, e questo sarà il 29 giugno. Poi ci sarà un altro evento ad agosto che ha a che fare sempre con la tradizione, e la cosa bella è che sarà noto, però loro sono delle persone fantastiche che non sono però siciliane, sono romane, molti sono di Milano, che hanno acquistato e si sono, diciamo, spostati, hanno spostato la loro attenzione sulla Sicilia, e farò questo grande evento dove farò una mega installazione accanto all'opera che è stata fatta l'anno scorso da Michelangelo Pistoletto. Quindi quest'anno io realizzerò questa grandissima spiga, anzi sono 3 spighe in luminarie. Quindi in mezzo a questi campi di grano ci saranno queste spighe che saranno circa 30-40 metri, quindi enormi,
che si accenderanno in mezzo al grano che sta per nascere. Meraviglia. Ad agosto. Quindi questo diciamo, già va bene. Allora, io a questo punto, Davide Morici, abbiamo parlato, la dottoressa Morici e Domenico Pellegrino ci parlavano di bellissimi progetti culturali, artistici. Io chiuderei con Davide Morici su quest'ultima battuta. Mi piacerebbe a questo punto immaginare, come sempre, visto che si parla sempre, e soprattutto Davide Morici questo lo dice spesso, perché bisogna creare sinergia. Ma se poi noi tutto questo lo facessimo diventare, come dire, rete e potessimo mettere quello che è l'organizzazione della dottoressa Morici, quella che è l'arte di Domenico Pellegrino e Io compro siciliano, cosa ne pensi? Ma diciamo che al di là di questo invito era già implicito, perché sono realmente due figure che stimo tantissimo, dove quelle tre parole, qualità, identità e provenienza, e abbino anche l'innovazione, ma l'identità oggi è anche innovazione, quando si dice identità, perché non è stretta, non è chiusa, ma è assolutamente l'identità in senso aperto. E allora abbiamo due rappresentanti. Ma Io compro siciliano è io come dico, una grande macchina da guerra, perché realmente, come c'è la progettualità della fase 2 che abbiamo lanciato, il marketplace, il portale del turismo, la carta dei servizi, c'è tutto il lato sociale, abbiamo visto il Milano Urban, lo slow food, l'informazione, ci sono le fondazioni che vogliono sempre più supportare, quindi sempre più incubatori di impresa, ma c'è il lato degli eventi, c'è il lato della moda. Insomma, c'è tanto, e quindi sotto forma di eventi di sicilianità abbiamo tanto. Il Made in Sicily è forte e noi vogliamo essere quel marchio che identifica qualità, identità e provenienza. Allora, io leggo questo ultimo messaggio che è del Faraone Palermo e dice: complimenti sempre anche a Stefania, a Domenico, mi piace tanto la grinta e l'energia di Stefania nonostante le difficoltà che ha avuto, comunque è una vera sicula determinata. E beh, insomma, un bellissimo messaggio anche per Domenico e per Stefania. A questo punto io devo andare in chiusura, anzi abbiamo rubato qualche minuto in più. Volevo augurare buon weekend a tutti, volevo ringraziare i nostri specialissimi ospiti, la dottoressa Morici, e volevo ringraziare il nostro grande artista Domenico Pellegrino. Grazie. Volevo ringraziare Davide Morici per quello che quotidianamente fate. Grazie a Davide, grazie a Giuseppe Giorgiani, grazie a Francesco Caravello. Vi ricordo che oggi è sabato, abbiamo l'appuntamento delle 14:30 con Alessia Smile and Food, chissà cosa ha preparato e cosa preparerà per noi, ed ancora alle 18 l'appuntamento con Francesco Caravello, Aperitivo Social. Vi ricordo che con me ci si rivede lunedì, perché domani invece alla stessa ora vedremo l'anticipazione di questo nuovo programma che verrà inserito all'interno del palinsesto Io compro siciliano, che è il tour delle meraviglie a cura del magnifico Francesco di Ciccio Caravello, quindi vedremo ancora questa anticipazione. Bene signori, voi sapete, c'è un modo per chiudere l'appuntamento, porta bene, questo l'abbiamo testato, è una certezza assoluta. Adesso, carissimi signori, mi permetti di dire, non è stato mai fatto con le luminarie, quello è sicuro. È vero, oggi abbiamo anche le luminarie. Quindi, potreste gentilmente avvicinarvi? Gentilissimi ospiti, avvicinatevi alla camera. Ok, adesso ripetete con me. Io compro siciliano. Siciliano. Ci piace! Questa è la Sicilia che vogliamo e amiamo. Grazie, buon weekend a tutti. Mi raccomando, 14:30 Alessia Smile and Food, Io compro siciliano chef, 18 Aperitivo Social con Francesco Caravello. Con me ci si vede lunedì, domani vado al mare. Ciao, grazie per essere stati con noi. Grazie Domenico Pellegrino, grazie Stefania Morici, grazie Davide Morici. Ciao a tutti. Io compro siciliano.